La più cordiale buonasera, ben ritrovati. Con il TG di Prealpina.it la cronaca in apertura. Sono finite nella maniera peggiore le ricerche della donna dispersa da ieri sera a Gavirate. Il suo corpo senza vita purtroppo è stato trovato nel lago. I particolari nel servizio. Le ricerche erano iniziate ieri sera quando era scattato l'allarme per una donna di 79 anni di cui si erano perse le tracce a Gavirate. Ricerche che non hanno avuto subito esito. Sono quindi riprese questa mattina ed è stato un epilogo tragico. Il corpo dell'anziana è stato trovato privo di vita nel lago. Sono stati gli specialisti del soccorso acquatico a recuperare la salma, issandola a bordo di un gommone e trasportandola quindi a riva. Si temeva che potesse essere successo qualcosa alla 79enne, ma si sperava che non fosse appunto una tragedia. Ancora cronaca, incendio la scorsa notte a Cuvio, il fuoco è divampato in un appartamento di una palazzina a 3 piani, l'abitazione dopo l'intervento dei vigili del fuoco è stata dichiarata inagibile, evacuata una famiglia di 5 persone. Fiamme anche a Cairate oggi pomeriggio in via Brescia nell'area delle tettoie di una proprietà privata, intervento in forze dei vigili del fuoco, non risultano feriti. Cambiamo argomento, la rivoluzione della viabilità all'ingresso di Varese, imminenti le prove di apertura del nuovo largo Flaiano. I particolari nel servizio corredato da immagini Blitz. Prove di apertura per Largo Flaiano a Varese. L'intervento per realizzare la maxi rotatoria all'ingresso della bretella autostradale è quasi terminato. Servono prove di collaudo statico di quello che gli addetti ai lavori chiamano il nuovo impalcato da ponte, con 12 autocarri 4 assi. Per farlo bisogna però chiudere del tutto il passaggio ora aperto che consente di imboccare la bretella in via dell'autostrada in uscita da Varese in direzione di Milano. Per fare il collaudo e non mandare in tilt il traffico già molto congestionato nel comparto e in viale Borri, si è deciso dunque di chiudere la bretella da Largo Flaiano per le auto che arrivano da via Magenta o da via Sant'Imerio a Bosto e sono dirette verso l'autostrada. Lo si farà nella notte fra lunedì 29 e martedì 30 gennaio dalle ore 22 alle ore 5, quando non c'è traffico, e se le operazioni non dovessero terminare si replicherà la sera successiva. Giustizia, questa mattina a Milano l'inaugurazione dell'anno giudiziario, allarme per il Tribunale di Varese che risulta il peggiore in Lombardia per i tempi di durata dei procedimenti penali. Il servizio. In tutti i tribunali dei distretti lombardi il tempo medio di trattazione dei procedimenti penali è inferiore all'anno, unica eccezione Varese, 947 giorni, il triplo della media. L'allarme è stato lanciato questa mattina a Milano in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario. A fare il quadro è stato il presidente della Corte d'Appello di Milano, Giuseppe Ondei, che ha evidenziato anche una generalizzata carenza sia di magistrati che di personale amministrativo nei tribunali. Tenendo conto dell'intero distretto, la mancanza di magistrati è del 19%, la scopertura tocca il 35% per i magistrati onorari nei tribunali e il 67% per gli uffici del giudice di pace. Cronica la carenza di personale amministrativo, 36% in meno. E sempre questa mattina ai Giardini Estensi di Varese, commemorazione delle vittime omosessuali del nazismo. Presente il sindaco Davide Galimberti, il servizio di Adriana Morlacchi con immagini Blitz. Partecipata alla commemorazione delle vittime omosessuali perseguitate dal nazifascismo, che si è svolta questa mattina ai Giardini Estensi davanti alla targa in vetro dei Triangoli Rosa. È importante essere qui per mantenere viva la memoria, ha detto Giovanni Boschini, presidente di Arcigay Varese, davanti a forse un centinaio di persone, tra esponenti della comunità LGBT+, e altri cittadini. Presente anche il sindaco Davide Galimberti, che ha richiamato i passaggi del discorso del presidente Mattarella, che ha ricordato gli omosessuali deportati nei campi di concentramento. Presente l'assessore Rossella Di Maggio, esponenti dell'ANPI provinciale come Ester De Tomasi e Luciana Candiani, e presente anche l'associazione Agedo Varese che riunisce i genitori dei figli omosessuali. La cerimonia si è conclusa con la lettura di alcune testimonianze e la deposizione di rose intorno alla targa dei Triangoli Rosa.
targa che è stata distrutta nel 2020 e in seguito ricostruita. Politica, oggi il congresso provinciale di Forza Italia alle Ville Ponti a Varese, Simone Longhini, il nuovo coordinatore. I particolari nel prossimo filmato. Simone Longhini è il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia. È stato eletto per acclamazione questa mattina al congresso che si è svolto alle Ville Ponti. Le sue prime parole da segretario sono state rivolte alla crescita di Forza Italia, allo stretto rapporto con gli alleati e alle prossime sfide amministrative. Al congresso ha partecipato il coordinatore regionale Alessandro Sorte, che ha ripercorso la figura di Berlusconi ed evidenziato il peso del partito in Lombardia. Rappresentiamo il centro moderato. L'assemblea si è aperta col saluto del sindaco PD di Varese Davide Galimberti e del presidente della provincia Marco Magrini. Entrambi hanno sottolineato il valore in termini di democrazia e confronto dei congressi di partito. Forza Italia riparte da Longhini. Ci trasferiamo a Saronno. La piscina, una delle piscine di Saronno, diventerà utilizzabile per tutto l'anno. Verrà infatti allestita una copertura. Ci racconta tutto Gianluigi Saibene. La piscina di Saronno raddoppia. La vasca esterna dell'impianto natatorio di Via Miola sarà coperta con un pallone pressostatico in modo da poter essere utilizzata anche nel periodo invernale. La struttura sarà poi rimossa da maggio per ottimizzare la frizione della vasca nel periodo estivo. I lavori sono stati completati giovedì scorso. Il sindaco Augusto Airoldi ha azionato il tasto che ha portato a gonfiare l'intera struttura. Domenica 28 si terrà il taglio del nastro con una breve cerimonia in programma alle 10. Nel pomeriggio scenderanno in vasca gli atleti del meeting FISDIR, città di Saronno, giunto quest'anno alla sua 14ª edizione. Si tratta di una competizione dedicata ad atleti con disabilità intellettivo e relazionale della categoria promozionale. Saranno presenti 125 atleti per un totale di 14 squadre. Dal lunedì 29 gennaio la vasca inizierà ad essere operativa per tutti gli appassionati di nuoto e per svolgere le consuete attività sportive. È stato inaugurato a Casorate Sempione il nuovo ambulatorio della Lega Italiana Lotta contro i tumori. Presente l'europarlamentare Isabella Tovaglieri, che ha sottolineato l'importanza della prevenzione. Ascoltiamola al microfono di Lorenzo Valentino. Ringrazio la LIT, gli amici della LIT e ringrazio tutti i volontari e le volontarie che con il loro lavoro quotidiano gratuito ma non per questo improvvisato, perché invece la cifra caratteristica è la competenza e la professionalità che mettono a disposizione, consentono veramente di avere una realtà che mai come in questo momento, dove i servizi sanitari soffrono, la prevenzione è il miglior investimento possibile, sia da un punto di vista economico, che è certamente importante, ma anche da un punto di vista concreto. E siamo allo sport. Basket, esame a Cremona domani sera per l'Open Job Metis Varese, la vigilia biancorossa nel servizio di Giuseppe Sciascia. L'Open Job Metis inaugura a Cremona il ciclo di 4 trasferte consecutive che daranno l'indirizzo all'ultimo terzo della stagione 2023-24. Domani, domenica 28 gennaio, al Palaradi, la formazione di Tom Bialazeschi sarà ospite della Vanoli. La volontà del team biancorosso è di riscattare la sconfitta dell'andata. Masnago finì 75-68 meno di 2 mesi fa, il 2 di dicembre. La formazione biancorossa, senza McDermott e Librizzi, ancora in attesa di Magnon e Spencer, perse in casa una delle più brutte partite dell'anno. Domani, con 200 tifosi al seguito, 2 pullman del Basket Siamo Noi, più tante macchine di tifosi sparsi, la formazione biancorossa proverà a riscattarsi dopo aver già cancellato il ricordo amaro dell'andata con il Chemnitz. Ed eccoci al calcio, campionato di Serie C. Oggi la Pro Patria affrontava allo Speroni l'Albino Leffe, finita 0-0, pareggio dopo 3 vittorie consecutive per la squadra di Colombo. In Serie D, negli anticipi di oggi del girone B, erano in campo Legnano e Varesina e Lilla, che prima del match hanno ricordato Gigi Riva posando una corona di fiori a bordo campo. Sono stati sconfitti per 1-0 in casa dalla Pro Palazzolo.
Squillante vittoria della Varesina sulla Casatese per 4-1. Domani le altre partite alle 14:30 nel girone A Franco-Ossola, Varese, Asti, nel girone B in programma Castellanzese, Folgore Caratese e Ponte San Pietro Arconatese. Sarà molto ricca di argomenti la Prealpina domani in edicola. Parleremo del giorno della memoria dopo le 3 di oggi. Domani 2 pagine sull'argomento con un commento di Fabio Minazzi che mette a nudo ipocrisie e contraddizioni. A proposito di commenti, l'ex parlamentare leghista e candidato sindaco a Varese, Matteo Bianchi, espone la sua analisi sul processo di autonomia differenziata che riguarda l'Italia citando l'esempio spagnolo. Di politica si parla anche per il congresso provinciale di Forza Italia, abbiamo visto pure nel TG, fine di un partito leader anche qui da noi o inizio di un nuovo corso. Il nuovo coordinatore Simone Longhini spiega alla Prealpina cosa vuole fare. E ancora, lo sapevate che i processi a Varese durano di gran lunga di più che nel resto della Lombardia? Ne abbiamo parlato in un servizio e domani ce lo spiegherà nel dettaglio Luca Testoni, che è andato a Milano per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Ad arricchire ulteriormente l'edizione della Prealpina di domani, le 2 pagine domenicali dedicate alla salute. Dunque, buona lettura. Bene, è tutto, grazie per essere stati con noi. Il TG di Prealpina.it torna domani alle 19. Buona serata.